suo incontro con Mussolini. Mussolini la accoglie a Piazza Venezia, nella sala del Mappamondo, la accoglie dopo il premio Nobel, perché insomma ha fatto un grande onore all'Italia, e le regala la foto di Mussolini con dedica e in una bella cornice d'argento che ancora oggi si può vedere nella casa di Grazia Deledda a Nuoro, nel museo dell'Ediano. Mussolini dice: ma che cosa possiamo fare per voi? Si davano del voi allora, visto che voi avete fatto tanto per noi e per l'Italia. Lei cosa risponde? Per me niente, perché io ho tutto quello che una donna può desiderare. Però dice: c'è un galantuomo che si chiama Elia Sanna, un galantuomo che era il suo ex mezzadro, che era quello che aveva comprato la casa di Grazia Deledda quando lei era stata costretta a venderla attorno al 1912 per curare la madre, che è al confino. Quindi vi chiedo se è possibile che lui sia liberato. L'indomani questo Elias si vede arrivare i carabinieri con questo bel foglio in cui si dice: tu sei libero, te ne puoi tornare in Sardegna. Non sa perché, va a trovare Grazia, va a salutarla perché tutti ormai la conoscono, tutti che passano per Roma vanno a omaggiare Grazia. Grazia non dirà mai, non farà mai sapere a Elias perché è stato liberato. Soltanto dopo la sua morte si saprà di questo grande gesto. Ma che cosa è costato questo gesto? Mentre Grazia venne riaccompagnata fuori dalla sala da un funzionario del partito, il funzionario dice: beh, adesso che il duce, il cavaliere vi ha concesso questa grande vostra richiesta, che cosa farete voi per il partito? La sua risposta è secca, lapidaria e definitiva: l'arte non conosce politica. Tutto questo noi lo conosciamo attraverso una lettera, ecco l'importanza delle lettere, di Treves, dell'editore, al quale Grazia Deledda alla fine dell'anno dice: ma mi dai così pochi soldi, mi dai così pochi diritti d'autore, io ho preso il premio Nobel, i miei libri si sono dovuti vendere di più se sono premio Nobel. E Treves gli racconta questo episodio, che i librai romani hanno avuto, dopo questo suo diniego, una velina del partito con la quale velina si diceva ai librai: sentite, non mettete in evidenza il libro della Deledda perché la Deledda non conosce politica.